Qui al primo piano di via Montegrappa 3 a Mestre, dove abitava il piccolo Mia Samad, annegato nel lago di Molveno, il tempo si è fermato. Noi abbiamo incontrato la famiglia, la mamma che non mangia da giorni, non si dà pace e piange senza sosta. La mamma, Akhtar Sumaya, 32 anni, non smette mai di piangere dal giorno della tragedia, quando il suo primogenito Miha, 11 anni, è stato trovato privo di vita in Trentino, alla vigilia di Ferragosto, tra le acque del lago, dove erano andati in gita con tutta la famiglia. È lì che gli ha scattato queste foto. Mia non voleva, timido e riservato, non gli piaceva mettersi in posa, ma la mamma aveva insistito. Sono delle semplici foto ricordo, gli aveva detto. Mai avrebbe pensato che sarebbero stati gli ultimi istanti di vita del suo amatissimo primogenito. Poco prima tutti e quattro, Mia, 11 anni, con il fratellino di 8, la mamma e il papà Abu Bakar, 38 anni, erano usciti al largo su questo pattino per poi rientrare tutti e quattro poco dopo. Scesi dal pattino, la mamma si era allontanata soltanto un attimo, il tempo di andare d'urgenza alla toilette, affidando Mia a una conoscente, già circondata dai cuginetti da altri bambini. Ma dopo nemmeno un paio di minuti al suo rientro il bimbo non c'era più, sparito nel nulla, senza che nessuno dei piccoli che giocavano accanto a lui, vicino alla battigia, sapesse dire come. Per quasi 2 ore le ricerche si sono concentrate a terra tra la speranza e l'angoscia. Poi i soccorritori hanno esplorato il fondale del Molveno e lì hanno trovato il corpo senza vita di Mia, che anche oggi si trova presso l'ospedale trentino con il papà che, distrutto dal dolore, sta ultimando le pratiche per riportare il piccolo feretro a casa a Mestre in attesa del nulla osta della magistratura. E la cuginetta Nafisa, che in arabo significa preziosa, di 14 anni, giunta a Mestre con tutta la famiglia dalle Marche insieme ad altri parenti arrivati dal Friuli con lo zio Abdul Samad, a raccontarci per il tramite della mamma di Mia cos'è accaduto esattamente quel giorno, mentre qui a casa di Mia anche la nostra troupe di fronte a tanto strazio ha potuto soltanto stringersi in silenzio accanto a questa famiglia con un abbraccio discreto nel rispetto del loro dolore davanti a una perdita così crudele.